E con viva commozione che stasera vi parlo della commedia dell'abito nuovo, la commedia che scrissi con Luigi Pirandello. Lui presenziò alla prima prova, soltanto alla prima prova. Il quinto giorno Pirandello non c'era più. Mai tu cantava, pariva la sua carne, provestito che ci curava, campava come un cane abbandonato, una figlia viva, a fullo la cresceva che ventura che ti scriveva, chiacchiari le chiavagna già la pianura, e salinità di patria provando, mica povertà cresceva la virtù, che dignità di patria provando, mica povertà cresceva la virtù, che già consumata di come ieri, l'abbandona per fare di stantoca, a di più di 20 anni, ma pare a ieri. Ne finì la scadichiera rosa, che già consumata di sua moglie, l'abbandona per fare fisciantosa, a più di 20 anni, ma pare a ieri. Ne finì la scadichiera rosa, ma lo demonio non già basta per stare, ci ricorda e ti correo. Viva ci va, morta ci torna, una gran fortuna. Sta femmina cucchiati, suoi talenti, porti e fortuna. Diamanti di principi regnanti, ma la dignità di patrio sul vanto, solo studi fanno all'orda la virtù, ma la dignità di patrio sul vanto, solo studi fanno a nord la virtù, e figli ferrari la sua corda pazza, dicendo la regalo sta ricchezza, non me la scordo la dignità me figlio si vinno questa eredità, e figli ferrari la sua corda pazza, dicendo la regalo sta ricchezza, perché non mi scordo la dignità me figlio svenno questa eredità. Pigliatela a voi, perché non devo essere sporcato io solo, vi devo sporcare a tutti quanti. Ma noi lo mettiamo con un vestito nuovo, che come danno del Vespasiano, scioreggi scialo che sono le denari, sul rofe donne fanno ci guaglieri, ma noi lo mettiamo con un vestito nuovo, che come danno del Vespasiano, scioreggi scialo che sono le denari, con rose donne pannucce guaglieri. La vita che t'è fissata per essere nella nostra forma corporale, a poco uccide la tua forma. Il pianto di questa natura fissata è l'irreparabile, continuo invecchiare del nostro corpo. Tutto ciò che vive, per il fatto che vive, ha forma e per se stesso deve morire, tranne l'opera d'arte che appunto vive per sempre in quanto è forma.